Buongiorno a tutti, sono qui per il nostro periodico quindicinale di aggiornamenti e novità. Bene, molto bene. Oddio, molto bene no. L'ultima escursione che ho fatto l'ho fatta col mal di gola e ho ancora questo forte mal di gola, è una cosa virale da oltre una settimana, quindi questa settimana è un po' a rischio la mia escursione. Io spero di andare lo stesso, però vi dico non ne sono sicuro purtroppo perché non sto molto bene, non ho la febbre, ma mal di gola, catarro, sono proprio preso veramente come un vecchio. Purtroppo è virale, l'ha portata a casa mia moglie e l'ho beccata pure io. Niente, cosa vi posso dire allora? Beh, allora come video siamo andati alla grande negli ultimi 15 giorni, o come diciamo io e il Dante, alla grande, alla grandissima. Sono state visitate lo zuccherificio Eridania, la villa dei direttori dello zuccherificio, la villa maledetta Villa Boccaccini a Comacchio e soprattutto gli ultimi due appuntamenti molto interessanti. Il centro commerciale mai completato, non ho divulgato il luogo perché dentro ci sono decine di migliaia di euro di cose, di pezzi, perché è un centro commerciale la cui costruzione è stata interrotta perché non c'erano, venivano a mancare i requisiti per l'apertura praticamente, una cosa che avviene solo in Italia. Inoltre l'ultima escursione della scorsa settimana è stata la colonia Città di Mestre ad Asolo, con il mio grande amico Dante, che ultimamente state vedendo più spesso, sì, perché col Dante siamo d'accordo di uscire indicativamente come minimo una volta al mese, se possibile anche 2 volte al mese, impegni lavorativi permettendo ovviamente. Quindi spesso sarò accompagnato da lui. E siamo una bella coppia, c'è poco da dire. Molti me l'hanno già detto, non si può piacere a tutti per carità, però siamo una bella coppia perché 35 anni di amicizia non sono pochi, quindi quando arrivi a una certa età come la mia, come la sua, insomma, o sopra i 50, poi dai peso alle vere amicizie perché quando superi una certa età le amicizie che ti restano, tra virgolette, sono quelle vere. Bene, detto questo, parliamo delle prossime escursioni. Allora, prossima settimana dovrei andare a visitare un altro centro commerciale, addirittura con le vetrine e le cose in vetrina, ma non vi dirò nulla, non vi dirò dove si trova. Dovrei andare a vedere questo centro commerciale, è stato visitato oltre un anno fa, vediamo se è ancora visitabile. Inoltre andrò a visitare altre ville e altri luoghi abbandonati. E inoltre ci sono dei bunker della guerra fredda che dovrei andare a visitare e una base Hawk, una base missilistica qui in provincia di Venezia nella quale ho provato a entrare già 3-4 volte, mi è sempre andata male. Ho trovato un nuovo sentiero da camminare, se nessun contadino avrà nulla da ridire potrebbe essere che riesca ad entrarci, e questa cosa dovrei farla questa settimana, ripeto, se guarirò da questo malore che ho, insomma, ecco, da questo stato un po' così. Bene, cosa posso dirvi? Beh, innanzitutto vi porto i saluti del Dante. Lui ovviamente non può esserci in diretta perché non abitiamo proprio attaccati e lavoriamo tutti e due di notte, quindi siamo insomma abbastanza presi male come lavoro, come tutto. Però prossima settimana dovremo andare insieme in questi luoghi abbandonati a visitare dei bellissimi posti. Inoltre, io prima di chiudere la nostra diretta volevo ringraziarvi perché siete tanti, siete sempre di più, condividete i video, li guardate, mi fate i complimenti, qualche piccola critica ci sta, gli hater non ci sono più, quelli che criticano e offendono, per fortuna li ho cacciati tutti praticamente. Dopo, per carità, ripeto, non si può piacere a tutti, è impossibile questa cosa, però io non voglio piacere a tutti e neanche il Dante vuole piacere a tutti. Se vi piacciamo ci guardate, se non vi piacciamo ci sono tantissimi canali YouTube, tra parentesi, molti sono meno professionali del nostro, e andate a vedere gli altri.
Ognuno ha la sua filosofia, ognuno ha la sua simpatia, che per uno può essere simpatia, per uno no, e comunque io vi ringrazio perché siete veramente tanti, ci seguite costantemente e niente, io non posso che ringraziarvi perché scrivete, commentate, date consigli, mi date nuovi luoghi. Io vi chiedo, ecco, vi chiedo questo, datemi qualche nuovo luogo da visitare che non ho già fatto. Non che sono in crisi, oddio, dove andrò la prossima volta, però sono 3 anni e mezzo, quasi 4, che giro nel Triveneto e i posti iniziano, non dico a scarseggiare, però a essere sempre di meno. Bene, detto questo io vi saluto anche da parte del Dante e vi auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti e alla prossima. Restate sintonizzati.